Eccoci rientrati dalla sigla, amici di Verde Nord-Est, siamo entrati all'interno della Fiera di Monaco, precisamente ci troviamo all'interno dello stand della Regione Veneto. Veneto che qui in questa occasione mette in mostra tutte le sue bellezze, dal mare alla montagna, al lago, alla collina. Io sono insieme a due graditi ospiti. Alla mia destra do il benvenuto a Serena Leonardi che ci parlerà di Pedemontana Veneta, e alla mia sinistra do il benvenuto a Giorgio Passionelli, presidente della comunità del Garda. Per cavalleria comincio da Serena. Allora, Serena, ti posso dare del tu, sei talmente giovane. Allora, parlaci un po', che cos'è la Pedemontana Veneta? Forse ancora non tutti purtroppo lo sanno, perché sappiamo che è una zona che la Regione Veneto vuole valorizzare nel giusto modo. Allora, la Pedemontana Veneta è una nuova area turistica della Regione Veneto che prende tutta la zona collinare al di sotto delle montagne e quindi contiene appunto alcuni paesi della provincia di Verona, della provincia di Vicenza e della provincia di Treviso, quindi dalla zona appunto vicina al lago di Garda del Valpolicella, attraversando tutto il Vicentino per arrivare alla zona del Valdobbiadene e del Trevigiano. Insomma, un'area piuttosto vasta, sì, che ha davvero tanto da offrire ai turisti. Esattamente, perché nella Pedemontana Veneta abbiamo un bellissimo patrimonio culturale delle ville venete, di tutte le residenze appunto dei signori che abitavano nella zona, e oltre appunto ad offrire un altro tipo di turismo, sia il turismo sportivo per tutti gli interessati appunto al cicloturismo, oppure abbiamo tutte delle zone in cui si può praticare il rafting ad esempio, o la camminata in montagna. E per chi come me fosse un buon gustaio? Allora, la Pedemontana Veneta ha una buonissima serie di prodotti tipici. Abbiamo ad esempio la soppressa vicentina, DOP tra l'altro. DOP, esattamente, oltre ad avere una serie di vini molto importanti. Pensiamo appunto che abbiamo tutta la zona del Valpolicella, come tutta la zona del Valdobbiadene, quindi abbiamo buonissimi vini come il Prosecco o l'Amarone. Come sta andando qui in questa fiera, Serena? Va bene, infatti vediamo che appunto molti turisti passano, domandano, ed è un bene perché essendo una nuova area appunto stiamo cercando di valorizzarla e sembra che il riscontro sia positivo. Ti ringrazio Serena. Allora parliamo invece adesso di Lago di Garda, in particolare la comunità del Garda. Allora, intanto che cos'è e quali sono gli obiettivi che persegue? Beh, la comunità del Garda è un ente interregionale di coordinamento che naturalmente coordina le istituzioni che stanno sul Garda, comprese tra la Regione Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Gli obiettivi sono quelli di, diciamo così, attivarsi per quanto riguarda l'ambiente, la navigazione, la qualità delle acque, anche il turismo e mobilità naturalmente. Quanti sono i turisti che ogni anno vengono nel Lago di Garda? I turisti sono moltissimi, apprezzano moltissimo quest'area, nella parte veneta sono quasi 12 milioni di presenze turistiche, quindi dobbiamo dire che siamo soddisfatti di questa grande attività. L'Unione Europea ha guardato al Lago di Garda con interesse, facendo la capofila di un progetto importante. Di che cosa si tratta? Beh, il progetto appunto è EULEX, si tratta di un progetto importantissimo perché riguarda la qualità delle acque. Noi siamo i capofila, i coordinatori di questo importante progetto che coordina anche i lavori su 3 altri laghi europei. Questo porterà poi allo sviluppo di un progetto ulteriore che è quello del controllo, diciamo così, dell'acqua in modo continuativo, realizzando anche un centro limnologico che risiederà naturalmente sul Garda. E chiudiamo qui da Monaco insieme all'assessore regionale al turismo del Veneto, Marino Finozzi, con il quale vogliamo fare un po' un bilancio di questa presenza qui a Monaco in fiera. È un bilancio positivo tenendo in considerazione che Monaco e quindi la Baviera è una delle aree più importanti per il nostro turismo. I bavaresi godono di qualsiasi cosa il Veneto possa offrire da un punto di vista turistico e quindi la nostra presenza qui è necessaria anche per confermare l'attenzione che abbiamo per questo mercato. Ovvio abbiamo presentato anche qualche novità, che ormai novità proprio non è più, ma comincia a essere
una presenza stabile nelle nostre programmazioni. Parlo del progetto di Veneto Accessibile e della Pedemontana Veneta come nuovo tematismo da proporre appunto al mercato tedesco, che è molto sensibile a questo tipo di offerta. Sul turismo accessibile credo che la Germania abbia una sensibilità particolare, quindi riconfermare questa intenzione che il Veneto ha per rendere accessibile il nostro territorio, qui troviamo conferma dell'attenzione. Sulla Pedemontana stiamo cercando di ogni anno migliorare l'informazione di questo territorio, sempre più si stanno esprimendo gli operatori con nuove offerte, con nuove opportunità, e quindi a Monaco veniamo a raccontare come sta migliorando l'offerta turistica sulla Pedemontana Veneta. Assessore, si ha sempre di più l'impressione di un Veneto che riesce a fare sistema, di un Veneto che riesce ad aggregarsi, a presentarsi unito in questi palcoscenici. Su questo devo ringraziare gli operatori che hanno capito ancora qualche anno fa che bisognava iniziare a lavorare assieme. Si parla più di tema, si parla più di destinazione più che di territorio, perché riteniamo che ad esempio le spiagge abbiano un'offerta talmente completa che muovendosi assieme possiamo raccogliere molti più frutti rispetto che muoversi singolarmente in modo isolato. Questo credo sia frutto di una capacità di continuare a innovare la nostra offerta turistica da un punto di vista della qualità, da un punto di vista dell'immagine. Questo ci permette anche di mantenere questo primato. Se a livello nazionale abbiamo avuto un calo del turismo nel 2011, il Veneto invece ha mantenuto, anzi è cresciuto. Questo, devo dire, è l'effetto positivo del lavoro fatto assieme, operatori, territorio e politica. Io ringrazio l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi, ci diamo appuntamento a Düsseldorf, assessore. A Düsseldorf per il ProWein è una manifestazione importantissima per i nostri vini, e poi anche Berlino, che è un'altra importante fiera sul turismo di questo straordinario mercato che è il mercato tedesco. Grazie assessore, linea alla regia.